giornate, pasaremo un'eridate, con bravura io tal dis, Claudia tu, parenti amici, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri di, ogni di si fa così, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma. Mandi frus, io o ai non Daria. Queste e gliela me chiasute. Io sono qua per presentaus Maman, una trasmissione tutte per Furlan, non dome per voi altri sfruttins, ma anche per i vostri fameis. Ogni dinars su Tele Friuli, o podares gioia e chianta con me. Impara filistrocchis e contis per Furlan. O conosceres tanti personaggi simpatici dal panorama culturale furlan. Ah, lui ha le vigli, il gnoglia tutto. E voi così ben che ogni dì feveli come che fosse un gnocchiare a me. O podares anche imparare per aulis in altri slenghis, tal canton des 99 per aulis, imparare proverbis, mus di di, canzons, tutti spar furlan. Mi raccomandi, non stai a piardisi anche il mio cartone animato preferito, o menus, tu là che tutti i pipinos a fevelin par furlan e avvivi esperienze straordinarie. Tal canton de queste elettroniche investit, pares la possibilità di mandare un vostro video simpatico in là che o recitai su une filistrocchie, une canzone, o non sfasei su une dediche. Per finire, poi più grandi, saranno metodi sinon de piccoli intervistis per promuovere il plurilinguismo. Venga stai per capire l'importanza di doprare più lingue in chiesa. Questo anton si chiamerà Cresci con più lingue. O scontarai anche qualche storiute e una volta al mese non stai a piardisi una rubrica speciale dal titolo Master Cogo Furlan. E come stai spietando nonno Dario? Mi aveva detto che arrivava a 4:30, ma non è anche mocca. Speri che non sia di succeduto nulla. Non vi ho l'ora di viodilo. Alle di disdis che non lo vi ho tagliare lati in Argentina. E non vi ho l'ora di chiantare con lui. Mi ha impromettuto che mi porta con sé anche la chitarra. Dai, nonno Dario. Io so. Mandi, Dario. No, alle di un'ora che ti spieti. Intanto ne bussate ai miei frutte. Tu hai capito, Daria, niente, hai capito cosa sono stato? O sono stato in Argentina, sono tornato, o sono anche molto instupidito, per dire che sono un 400 coris di cambio. A succederco, o mi sveglio di notte, o guardi di, mi ero impisolato un momento per ore il sofà, però non potevo mancare a un appuntamento importante come quel caso. Non dentro in chiesa con chiantin le tue canzoni. Lei non vuole le chitarre e dopo facciamo cantare. Hai tirato fuori proprio te vuoi un diario in là che hai chiatato che fotografie di quel Nadal che tutti attorno dal fogolaro vi inchiantati le stesse canzoni. E c'è emozione quando tu non sai dedicare che di Nadal. Ricordami gli speraulis. E mi ricorda che lei fate tanti anni fa che di Nadal, ma siccome alle Nadal ogni anno era buone una volta e gli buone anche movue. Gli speraulis sono semplici che creano l'atmosfera giusta di una serenità, di una speranza per il Nadal. Odor di feste, odor di pace, suona una musica e tutta al tas. E anche il più triste. Triste? Sì. Se vuole di triste, isal per caso un calè avvelit, malinconico? No, ti spieghi. Non è triste come in italiano, no, è proprio cattivo. Un qualche pel tal cur si dice, capisci? E naturalmente
e dice chiantade che salpasse par chi, anche il pui trist, di sicuro sarà un cur, si fermi a sentì. Buon Nadal tal nestri cur e alla speranze che mai no mur. A Passarute e a Chiultin a fit, il nid de Sisile par sei a sotet. E si eggiavade la plume pui biele, par metti il frutin, i pastors e la stele. Buon Nadal tal nestri picciul, al nono vecchio e al frut sul niciul. Buon Nadal tal nestri cur e alla speranze che mai no mur. Ma spieghimi ben, c'è robeise il niciul. Il niciul è l'altalena, la che i frus si dondolin, non che i piccinins in particolare, e che giuin. Mi puoi dire che canta le canzoni per plaisir? Di Nadal? Sì. Ben se tu le chianti con me. Prima tu le chianti dome tu, dopo le chianti con te. Odor di fieste, odor di paz, suone une musiche e tutt'altas, e anche il pui trist sal passe par chi salsa di un cur, lui si fermi a sentire. Buon Nadal tal nestri picciul, al nono vecchio, al frut sul niciul. Buon Nadal tal nestri cur e alla speranze che mai no mur. La Passarute e a Chioltin a fit, il nid de Sisile par sei a sotet, e si eggiavade le plume pui biele, par metti il frutin, i pastors e la stele. Buon Nadal tal nestri picciul, al nono vecchio, al frut sul niciul. Buon Nadal tal nestri cur e alla speranze che mai no mur. Buon Nadal, buon Nadal, buon Nadal, buon Nadal. Fasin un gioc. Viodin se tu ses bon di chiatà il fruttin, ven a stai Gesù bambin, ta ches disen in 20 seconds. Ses tu pronta, Cirilu? Vie! Lu avevi stucchiatat? Brav! Circumò i pastors dal stes disen in 15 seconds. Sei tu pronto? Vie! Io avevi stucchiatat? Brav! E per finì, prova a chiatare la stelle comete tal stes disen in 10 seconds. Vie! Le avevi stucchiatate? Brav! Come? Se tu sei sbon di lei, chiantile con no. Supponono Dario chiantinle insieme. Anche mo? Sì.
odore di fieste, odore di paz, suona una musica e tutt'altà, e anche il più triste se al passe perché salsa vive un cor, lui si ferma a sentire. Buon Natale, tale nestri picciul, al nonno vecchio, al fruzzul nicciul. Buon Natale, tale nestri cur, e alla speranza che mai non muore. La passarute e a chioltina fir, il nid decisive pare sia sotto e si è chiavate la plume pui biele permetti il fruttin i pastor se la stelle. Buon Natale, tale nestri picciul, al nonno vecchio, al fruzzul nicciul. Buon Natale, tale nestri cur, e alla speranza che mai non muore. Buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Natale. Come nonno Dario, scommenso il mio cartone animato preferito. Ah. Resti qua con me che lo vedo in denande televisione. Resti tu? Beh, non resti, sarei di vio di momentinho il cartone Sì, animato, mi sì, piace dai, anche a ti me, prego. sa tu. E come? Volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, stelle comete. Par talian, stella cometa. Par inglese, the star of Bethlehem. Par furlan, Nadal. Par talian, Natale. Par inglese, Christmas. A Pasche e a Nadal. Al screo ogni basoal. Allora di che alle facili vistissi ben domete fiestis importantis. Mandi vigli. Sasto c'è che mi è succeduto, voi? Voi, alle passata a chiatami in te chiasute? Nonno Dario. C'è mo Dario cui? Dario Zampave. Lui alle un dei cantautors più conosciuti preseassi in Friuli. Pense, in 30 anni di carriera ha venduto più di 150.000 dischi. E tutti furlans lo hanno conosciuto, tanto che bravo presentatore di diverse trasmissioni televisive in lingue furlane per Telefriuli. Ieri tanto seneose di vio di lui. Non lo vedevi di dis per via cagliere là in Argentina. Insieme ho cantato una delle sue prime canzoni dal titolo Nadal. Ogni volta mi fa emozionare. Spero che torni a chiatarmi e spero di tornare a cantare anche la di Nadal con lui e la mia famiglia. Ducchiator dal fogolare, come una volta. Come vai a dormire? Sono tanto stanca. Mandi vigli. Mamma. Se stu bon di fevelà per Furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pensiero, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 14 oppure a
maman, caiut tivustar.com. Fas la nane sul sofà, cu la mamma e col papà. Usule, parusule, ce fan tu su che vi, i manghi pane cacuris, spieghi me marit era in Francia, a comprare un malerance, per presa venga negra. La presa vicende E cum frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per Cresius cumplui lenghis. I maggiori vantaggi del bilinguismo, come ha dimostrato la ricerca, sono diversi. Per esempio, un bambino bilingue capisce meglio come funziona il linguaggio in un modo spontaneo, quindi è più sensibile ai suoni, alle parole, alle frasi delle lingue che sente, e questo lo rende più capace di imparare altre lingue, quindi una terza lingua, una quarta lingua è molto più facile per un bambino bilingue. Non solo, ma lo rende anche più in grado di capire meglio la lingua di maggioranza. Poi ci sono altri vantaggi al di fuori del linguaggio. Per esempio, un bambino bilingue è più consapevole che gli altri possono avere una prospettiva diversa dalla sua, quindi è più sensibile agli altri punti di vista. Questo perché deve scegliere la lingua giusta a seconda della persona con cui parla. E poi ci sono vantaggi dal punto di vista dell'attenzione, di come si presta attenzione ai compiti, alle cose che si stanno facendo. Un bambino bilingue è più capace di prestare attenzione selettiva e di ignorare, non lasciarsi distrarre da informazioni irrilevanti. Buondì, giovine, a tu per caso una bandiera dal Friuli? Sì, on dai une, ma c'è ti coventi. C'è muta, c'è mi coventi. Vuoi di mettile sotto de console, qua hai un concerto, usniot, all'ultimo dall'anno, mega monadis, una bandiera furlane per plesebile giovine. Fasin un giuc. Viodin se tu se sbondichiata i due strumenti che non sono suonati di nessuno, ta che disen in 20 secondi. Se stu pronta, Ciriu? Vie! Io avevi studiatas. Brav! A ieri la sunette, che si può esclamare anche armoniche di bocchie, e il tambur. Guaiata delle bandiere, chiale c'è grande, chiale c'è aquile grande. Ti aiuti a mettere le nande console per fare il tuo concerto dall'ultimo dall'anno. Oh, grazie, chiale sì, c'è bene. Traga, puoi parlare. Oh, perfetto. Ma Simpo, che musica fai tu? Ah, io faccio rap per Furlan. E dunque tu inventi stories in lingue furlane? Esattamente. Come una vilotte, insomma! Proprio come gli svilottis di una volta. Va vita al chiaffune, a tu presenti le tabaie di gionde, di gionde. Ah, sì, ho capito! E l'allegria è dai giovins. E l'allegria è dai giovins. E l'allegria è dai giovins.
E no Smut. dai vecchios maridados. Ah, vio E tu. le han pierdute, là. vielanta messe. E l'han pierdute l'anta messe, e l'han pierdute l'anta messe. E in quel dì che son sposati. Vio tu cimucare? Ma tu mi has detto che a ti piace inventare. Sicuro? Allora fasino anche no. Però con la villotte. Benissimo, allora Voilà. scominci io. E il furlan, le musical, E il furlan, le musical, e il furlan, le musical. Mi plas doplalu ogni dì. Come Stupendo, Dai, stupendo. prove tu. Allora ti improvvisio come? E il furlan, le musical, e il furlan, le musical, e il furlan, le musical. Doprilu sempre no tu fasis nue di mal. Biele. Doprilu sempre insieme a noi. Doprilu sempre insieme a noi. Doprilu sempre insieme a noi. E la tolenghe fasi le vigni furcumò. E la tolenghe io dido prale. E la tolenghe io dido prale. E la tolenghe io dido prale. E sempre fiesta se tu sa scontale. Bravo. Fiotumo. Ma io come però avrei sgus di ascoltarci che tu fasaras tu, talto concerto, dall'ultimo dall'anno. Ok, allora taglio concerto dell'ultimo dall'anno hai un amico persiano che chianta qualche rubute con me e chianti par furlan, una specie di villotte però rap. Ascolti. Via. Bakis di verità, trench e scotch. Jedune hadav che voce mi sei sol. No tu puoi d'amor se no tu stas ben bei sol. Jedune hadav che voce vetara scotch. Bakis di verità, trench e scotch. Jedune hadav che voce mi sei sol. No tu puoi d'amor se no tu stas ben bei sol. Ti disse vesse un fei, vares già insegnato. Tot l'amor che sempre vut per veritat. Un cloud che sta in fure, rubato in dissicur. Gir di nobleati se tu has un gioco dur. Diventa te senza sbagliati. Frott scamp ed è comodità che vuoi indati. Mette amore lusta al dubbio di un istante. No risposti, domandi di ignorante di grant. Tu fasarà saldi grant. Obleata che se cammina senza voltati. Tanti esempi di un che si migliore. E il motore de vite che a noi è fuori. Non puoi pensare che ti plasi le vecchiaie. Tal giù di norio ti do e onde che te vai. Io non ti disdi tu la calva nel pan. Non che affibare si ranghe anche il tempo di fan. Jedune hadav che voce vetara scotch. Bakis di verità, trench e scotch. Jedune hadav che voce mi sei sol. No tu puoi d'amor se no tu stas ben bei sol. Jedune hadav che voce vetara scotch. Bakis di verità, trench e scotch. Jedune hadav che voce mi sei sol. No tu puoi d'amor se no tu stas ben bei sol. Le cognosto che ca? Le cognosto? Oh, sì, le cognos. E è tradizionale furlan. Sì, e schiarazzule e marazzule, la nostre antiche musiche. Io tu ci che suona Scusa, bene. come è stato un gran piacere vetica. Sì. Ma scomincia il mio cartone animale preferito. Questo resta qua con me a via di lotte, non di televisione. Sicuro, Dai, nega. resta qua che dopo ti prepari un merenda speciale. Ven. Voi frus us presenti il libro dal D di Deborah Krapitz e Doriana Alessio, edizions KV. Ale freddi fur, il fuc testue alle impiat. Ale aldi strani, al sta pensando a tut, inglimucciat sul cussin eris dentri tal soggeut d'ogni destue. Con tun voli vierta miec, al chiale irme che je dute un morbin e adut un cefà picchia su robi satorpe stanzis. La chiesa non so men anche plui che a son steli sui barcons, ramac di vis sulla porta di chiase, chiandeli sui taulins, parfin un gran floc ros da pi dal soggeut. Ut al siere il voli,
ma con tutte queste agitazioni non le cas di dormire. E come c'è da ora fa? Si domanda e al drece li sorelli spar capì c'è calè che il rumor fastidioso cal ven di fuori. Impensira al monte su sulla poltrona e si mette in pis sugli stalputis da ur, parvio di mior. Irme e gli da ora stressina in tessale un vas e dentro dal vas ale un pec picciulut ma con tune biele ponte lunghe e drette. Chiantucciante, Irme e yes di gnuv e poi torna a entrare con un schiatulon plui grandi che poi doglie dal vas. Ut si svicina e al tocchia con la talputa il cartone. Se sto curioso, Ut, ritirme. Non le noie parteculi. E scomincia a tirar fuori dal schiatulon baluti scoloradis, filainis lusintis e une stelle con tune lunghe code che poi sulla ponte dal pec. O forse sì. E intanto che discussi, i picchia une balute rosse sulla code e mette une filaine di aura a tor dal quel. Tu sei proprio bielghi a tut. Sta fer lì che ti fa su une foto di metti sui bigliettus. Buon Nadal! Se voleste tornarlo a lei, domandatelo in biblioteche o cirilutes libraris. Dobre zuccar, pus farine, tu iuchiati sin cusine, culis nolis fas nutele, io ce buine, io ce miele, se tu vuoi scusi. Per preparare la torta bandiere tu has di bisogno di 3 uves, 4 sedons di margarine o di spoglie, 10 squadrei di cioccolate, 1 taccia miege di zucchero, 2 tacis di farine, 3 bustutis di vaniline, 1 buste di levain in polvar, 1 taccia di aghe. Sei tu pronto? Allora, scominci. Mi raccomandi, prima di scominciare, laviti sempre gli smans. Metti un grumale intorno per non sporchiati e un chiappiel di cogo per non perdi chiavei. Sei tu pronto? Scominci. Fasiti aiutare di un granta in pia il foro a 180 gradi, così quando vi finiti i passaggi sarà già chialdo. Metta di sfala cioccolate a bagnomarie. Metti la margarina o la spoglia e il zucchero in tune terine. Messedio insieme finché mai che la mistura non diventa sbrumose. Giunte un alla volta i 3 uves e continui a messedà. Alla mistura, giunte la cioccolate che tu avevi disfatte. Giunte per finire ingredienti in polvar come farina e levain. Mistura ben un po' alla volta, messedando dal basso verso l'alto. Metti tutto in tune tecchie fodrade di chiarte di for. Domanda un grande aiutati a metti la tecchia in for e lassile per 40 minuti. Per fare l'aquile tu hai di bisogno di una foto o un'immagine di aquile de bandiere dal Friul che stedi in tun sfuei. Scominci. Metti la immagine di aquile de bandiere dal Friul su un barcon, taccantele col scotch di chiarte sul veri. Metti per sore un altro sfuoi blanche, tacchilo col scotch di chiarte. Copia la olme de aquile de bandiere dal Friul. Quando tu hai finito, metti il sfuoi per sore di un tappetut. Col pontarul seguis dome la olme dal disegno de aquile. Poi la olme de aquile per sore de torte, poi dopo sparnice il su caravel per sore la torte. Tu io daras c'è sorprese quando tu diavaras la immagine de aquile. Bon pitic! E val plui, 1 ore di ligrie, che c'è di malincunie. Chianta par furlan, e gli braure, no vergogne. E come, volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, bandiere. Par talian, bandiera. Par tedesc, di fane. Par sloven, zastava.
Mandi, vigli. Sa sto ciò che mi è succeduto, voi? Voi, alle passate, a suonare il campanello in te chiasute. Un fantasma che si chiama Mauro Tubetti. Mi ha fatto io, diciamo, che l'inventa storie sfasi in tre. Mi sono tan divertuta. Pensa, mi hanno detto che lui è DJ Tubetti. La sua capacità a improvvisare e a sperimentare e fa di lui un artista unico al suo genere. C'è bel cognoscilo. Spero che al torne di acchiattami. Come sono così stracche. Voglio dormire. Mandi, vigli. Mamma. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 4 oppure a maman@tvstar.com. Nina nolis, como che dvarim, lo chiappari pecoge, lo vettari tal chiot. Mandi, maman. Mandi, io sono Alessandro, come us conti una storia. Le storie di vecchie vittorie. Morte le vecchie, finite le storie. Mamma! Il Ritz. Con che Ritz a cimbaline sale rabbios ti traine spine. Con le stracche di pale e pic, lui a cene curri. La domenica parrie si bien, si petene curristiel. Maman! Stimoli sì, stimoli sa, volta strade gile di ca. Maman! E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per Cresius cumplui lenghis. Dal punto di vista del cervello, le lingue minoritarie sono esattamente come tutte le altre lingue, quindi il cervello non distingue tra lingue cosiddette utili e lingue meno utili. Il fatto di avere più di una lingua nel cervello è questo che dà ai bambini i vantaggi linguistici e cognitivi del bilinguismo, non quante persone parlino una lingua o se siano diffuse a livello mondiale o se siano associate a potere economico. Questi sono ovviamente fattori importanti perché contribuiscono a creare un ambiente positivo o meno positivo nei confronti del bilinguismo, ma dal punto di vista cognitivo e linguistico le lingue regionali, le lingue di minoranza regionali sono una fantastica opportunità e un privilegio. Ieri vade la Befane, con la scuffe tutte in lane, e ti picchia il socchialcin, sot la nappe dal chiamin, e non sparte caramellis, desplui buinis, desplui bielis, cui regaie siei pacus, e contente tutti frus, porta in spale tanti regai, non si stracche proprio mai, e non va lontan lontan, cu la scove strente in man, passa i monse, passa il mar, sempre esisti ogni genar, non sal conte culis rimis, che lis fiesti son finidis. Mandi, buondì, scusa se ti disturbi, io sono Arianna. Varesti per caso un ombrello di perstagni? Quando sei partita di chiesa allora è buon tempo, ma come è venuto che Dio le mande e ho in montac di strade di fa?
Sicuro, non dai una. O voi a chioile. Rientra tal chialdotti intanto. E c'è biele pianole che tu has. Puoi provare? Sicuro, provilo, sarai così tan contente. Brava che tu sei! Oh, sei tan contenta di ascoltati! E c'è contenta che so che la smetto di plavi! Alle anche comparire l'art di San Marco! Fasi un gioco! Io dico se tu sei buon di chiatà l'arc di San Marco da che disegno in 20 secondi. Sei tu pronta, Cirillo? Via! Lui va visto chiatato. Bravo! Ma sì, un po', Arianna, ma tu sei una maestra di musica, eh? Sì, io sono proprio una maestra di musica. Oh, conosco anche una musicista, come anche io suoni. Mi insegneresti tu anche a me? Sì, dai, allora ti insegni proprio le canzoni dall'Art di San Marco. Guarda voi! Sì. Sì, dai, sei pronte? Dai. Già limone la mimose, già limone la mimose, piarciolar color di rose, piarciolar color di rose, Bersclopizza latemente, Bersclopizza latemente, rose trisculeti tente, rose trisculeti tente, sommaronchia treise banchie, sommaronchia treise banchie, la nuvice tutte blanchie, la nuvice tutte blanchie, cul celeste son sull'arc, cul celeste a son sull'arc, che si clame di San Marc, che si clame di San Marc. Le avevi già ascoltate, mi sono avvisate come vers le film, ma tu le hai tu imparate queste canzoni? per dirti la verità le scrivute io. Le hai tu scritte tu? Sì. C'è Biel. E podino anche suonare insieme. Se tu, sicuro? Sì, allora aspetta che voi acchioli il flauto, arrivi, eh? O sei pronte? Vieni qua. Pronte? Sì.
Che belle canzoni che tu mi hai insegnato, sono tanto contenta. Ma torneresti a chiamarmi un'altra volta? Sicuro, Vorrei anche tu. imparare un'altra tua canzone, va bene? Sì. Scusa, ma come alle tardi? Comincia il mio cartone animato preferito. Ti fermi sto avvio di lui con me? Sicuro. Dai, ven. Voi, Frus, us presenti il libro dal dì. Tinde tal bosc e je una raccolte di cancionutis e filistrochis dedicati agli bestis che vivono tai boscs de nostra regione, componudis de mestre Arianna Plazzotta che ho avuto il piacere di conoscere voi. I talks ieri tall'imprin finalizzati a progetti musicali in lingue furlane, poi dopo, in grazie de collaborazione di Marisa Comelli, insegnante de scuole primarie, il lavoro si è insiorato di attività ludicis, graficis e pittoricis pensati per Frus. Un aiutori lo hanno dato anche agli arleves e gli insegnanti de scuole de infanzie, de scuole di musica dal gruppo folcloristico di Passons che hanno realizzato i ritratti dai animali. Il bosco di Riul Grand era un bosco grandon, verdi arbui e di sterbs, plen di rosis giallis, rossis, blanchis e color di rose. In tunettane d'ogni dal Riul e viveva la volpute tinde con somari code rosse. Unedì, sul finì dalla stat, mame volpe portà per prime volte la picciulettinde fur de tane. Ai volpute i plaseve di cori fra miec dai sterbs d'ogni dal Riul, di chialacche aghe celestine, di saltucciate ierbe alte, così, cence visassi si era slontanate masse. Ma no viodin plui la mame e tornai in daur di corse. In che gnot tinde non rivava in dormidissi, e aveva anche mota al chiav la biele avventure fatte tal dopo misdì. E pensava al Riul, al profundes rosis, agli scorsi e ai sals che aveva fatto. Di bot e sentì un chianto, si chialà a tore tra i ramacci e vi ho detto voi calusivi. E domandà, qui sal calchiante così? In quel momento do salis a svolare in vieta al clar di lune. Ma raveade la volpute si chialà tor. Su qual arbul podevi aliessi lat che l'uccel? Tinde lo sentiva anche mo chiantai, chiaminando da urdi che il chiant e leve sempre più lontano. C'è scurcale, ma tu la so io? Mi so io perduta e com'ho? Tinde era plene di pore, non sapeva ce fa, ma e sentì una voce fra miec dai ramacci. Ali era il vecchio cius, cui voglon spalancaz che le chialava dal rolvieri. Lui, cagliere l'uccel più sapienda al bosco al disea Tinde. Tu arvol pute non stave pure, o so il cius voli d'aur. Io sto svea dignote o duar vie paldì. Ma domani a buinore prendila a dormì, ti mostrerà il troi per tornare in daur. La volpute spuarida e domandà, se sto sicuro che non tu svoi di mangiami? Il cius altacà ridi, no, ai mior mangiali surrisuti sei sarpins che non li sbestis volputis come te. Così tinde si cuietà e strache si indormidì. Strache perdutis che s'aventuris, tinde e dormì come un clap tutte la notte, ma appena cal cricà il dì, i tocchià di sveassi perché che li dogni e qualchidun al tacà batti fuar cence fermassi. La volpute si sfreolà i voi e poi vi odè sul rolvieri un picchi un vore. I domandà, «Ce fa sto poco se adore?» L'uccella rispondè, «Perdonimi se ti hai sveade, ma oscugni io stai nit prinda il fred. O so il pic bec lungo e sempre tance fa per sbusaiar bui». In che la svolà viers la volpute il cius voli d'aur. «Come che ti hai promettuto, soi ca. Come sta attente che ti mostri il troi per tornare a chiase». Per voi la storia non le conti fin alle fin. So volesse avere frusi il finale. L'aita ciri tinde tal bosc alla scuola di musica di Passons. Maman. E come? Volete imparare qualche parole in diversi slenghis? Par Furlan, Arc di San Marc.
par italiano, arcobaleno, par inglese, rainbow. Arc di San Marc di Sere, bon tim si spere. All'uldì che se la sera al ven l'arc di San Marc, tu puoi sta quasi sicuro che la di dopo al ven bon tim. Mandi, vidi. Sasto c'è che mi è succeduto, vuoi? Vuoi, e gli è passate a suonarmi il campanello in te chiasute, Arianna Plazzotta. Arianna è una insegnante di educazione musicale, di teoria e solfeggi a Passons. E ha suonato il campanello per domandarmi un nombrene per via che fura, il pioveve e aveva un toc di strade di fa a piedi prima di arrivare a chiesa su. Quando gli arrivate a chiesa e ha veduto la pianola e ha scominciato a suonare la canzone dai colori dall'Arc di San Marc. E subito dopo, come per magia, l'Arc di San Marc è comparito dal cielo. C'è emozione. Mi piacerebbe sempre delle lezioni di musica di bande di una maestra come io. O spero che torni a chiatarmi a insegnarmi altri schiancioni. Ecco, ma come sempre sono tanto stracche. Si vede in settimane che ven. Mandi vigli. Mamma. Se stu bon di fevelà par Furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pensiero, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 4 oppure a maman@tvstar.com. Dai, come stai? Siebi, pani, cucimiaco. Dai, bu. Sono Elia, primo di 5 anni. Vivo a Variano. Mamma! Mandi, soy Sara, conosco una storia. Adora tolle prati su, oi chiatato mio, calcalo chiape, calcalo spere, calcalo metaquere, calcalo mendia tu e calcalo fas pio 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 pio. Mamma! Arriva Nadal, come ogni anno, aveva un anno ben chiariato. Con luce, baluti e tanti sciandelluti, vasino, gira, tora, che passi in tutti i modi. Auguri? Auguri, maestra Daria. E come offrus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per crescius con plui lenghis. L'iscrizione all'insegnamento della lingua friulana funziona in questo modo. Ogni anno le iscrizioni avvengono nel mese di febbraio. In questo mese i genitori della scuola dell'infanzia, attraverso un modulo cartaceo, i genitori della scuola primaria e degli altri ordini scolastici, attraverso un modulo online, effettuano l'iscrizione a scuola. All'interno del modulo viene posta una domanda precisa, perché ogni scuola ha la possibilità di personalizzare il modulo e quindi nella regione Friuli Venezia Giulia c'è l'opzione per l'insegnamento della lingua friulana. Quindi i genitori avranno una domanda. In questa domanda sarà scritto: vuoi avvalerti dell'insegnamento della lingua friulana per tuo figlio? Alla risposta positiva si dà avvio a questo tipo di insegnamento che vale per tutto il ciclo, quindi la risposta positiva data al primo anno della scuola dell'infanzia, come la risposta positiva data al primo anno della scuola primaria, è valida per tutto il triennio o il quinquennio.
C'è però la possibilità naturalmente di modificare questa opzione e quindi nell'anno successivo si può dire rinuncio all'insegnamento del friulano e dall'anno quindi scolastico seguente appunto non ci sarà più questo insegnamento. Viceversa, la scelta effettuata all'inizio dell'iscrizione varrà per tutto il ciclo. Mandi Serena, ben rivade! Mandi Daria! Mandi. Ma se tu rivade qua per raccontarmi una di queste storie? Sì. Dai, dai, ce mi conti sto vuoi? O so rivade col Miluc de Magne. Il Miluc de Magne? Che vuoi dire? Il Miluc de Magne è un Miluc magic. Wow! Dai, contami di lui, ti prego. Magic perché? È un Miluc che lui sempre scuvierge il mondo. C'è Pierre. E dopo? A lui viaggia. Scoviargi il mondo? Con le fantasie, ma non dome. No. Dai, ven qua, contami che storia. O sei venuta perché ha bisogno di te. Fasi un gioco. Viodin se tu sei sbondichiata in Miluc, ta che disegno, in 20 secondi. Se tu pronta, Ciriu? Via! Io va visto chiatas. Bravo! Lui a lui scuvierge il mondo e svolà ad alt parviò il mondo. Wow, io di sicuro volentieri. Dai, scomincia. Arrodole il miluciut, arrodole il miluciut, arrodole su, arrodole giù, arrodole ca, arrodole là. Tut il mondo al vul viaggia. Wow! C'è Pierre! Vedi occhioli un miluccio anche io e provare le canzoni con te? Sì. Aspetta che voglio a Cirillo, eh? Bello, anche io il miluccio. Dai, proville. Arrodole il milucciut, arrodole il milucciut, arrodole ad alt, arrodole a bas, arrodole ca, arrodole là. Tut il mondo a lui viaggia. C'è biele. A sto miluccio in chiase. Va chiolilu, fasile insieme. Se sto pronto, Cirillo. Arrodole il milucciut, arrodole il milucciut, arrodole su, arrodole giù, arrodole ca, arrodole là. Tut il mondo al vul viaggia. È bellissima. E dopo vai in denaro con queste storie. Che il milucciut, lui a lui viaggia e al vul là ad alt, il miluc a lui viaggia e là più svelt ad alt, ma non sa c'è mut fa. Io di Ludaria. Io di sofflà? Sì. Plombat io. Oh no. Torni a provare. Soffle Daria. Si è fatto ora. Plombat io. No, un'altra
Che succede al chi? Gitti, 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 ghi. Qui mi arrivi al di culi. Gitti, 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 ghi. Qui mi arrivi al di culi. Ah, tu capito, Daria? C'ero Beise. Gitti, 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 ghi. Qui mi arrivi al di culi. Forse tu hai capito. Cucuc. O so io che ti mangi tutto il dì. Cucuc. O so io e ti do come il buondì. Mandi. Mandi. Se tu per caso un rue? Sì. Fazin un gioco. Io din se tu se sbondi ti a la rue da che disegno in 20 secondi. Se stu pronta, Cirile? Via! Le avevi stucchiatate? Bravo! Prons. La ruje mangie, dentri il milucciut. Fur che ven, salte fur di lì che ti conven. Salte fur di lì che ti conven. Milucci, ecco, ti di salc. Daria, ascoltilu, par plaisir. Mi sofflis tu, più forte. O vuoi svolà ad alt? Va bene, sicuro. Plombat, io. No, c'ho di fa di più. Ma forse, Daria, mi par che tu hai in chiesa una roba che poco venta. A chiesa? Per svolà. Oh, un tuo fil Sì. e un ballonotto. È un ballonotto. Sì, io voglio a chiolo. Ma l'era già pronto, chiale. Vai Luca. Wow, è vero, non avevi pensato, sei brave. Chiale un fil, al gire di qua, al gire di là, al gire di qua, al gire di là. M'involuce, pal viaggio, coai ti fa. Al suole. Io tal ten, Daria. Io tal ten anche mo. Ma l'ul svola, all'ulla Daria. Oh, io come Daria, lo parti fur, sato de chiase, così lo lassin svola. E... Wow, c'è bello. Chiale, come fra poco scomincia il mio cartone animato preferito. Sì. Ti fermi tu, avvio di lui con me. O parti fuori il milucciut e o venga avvio del cartone con te. Ma dopo prepari un'eruia insieme. Sì, volentieri, Daria, volentieri. O parti fuori il ballonotto. Impire un asin di ue alla volte, pardute la lunghezza dal fil di fiar, fino in son, così. Fassi il chiaffo un po' più grande di che gli altri. Daria, sì? Fasin le codute. Sì. Fasin le codute. Che ferme, no? Le codute. Ah, c'è biele il cartone che vi ho detto prima. Ti sa placiuto? Tant. Lo avevi tu mai veduto prima? No, non lo avevi mai veduto. Ecco, e dopo... Se tu già arrivate alle fine. No, io faccio un po' di pansute, così. Dopo ecco. sì.
ben plancut, o fasin le nostre rue. E tieni un po' anche di movimento alle rue. Grazie. Prego. Eccoci. Fatta. Io dai piccoli toccus di chiarte per fa i voi. Col pennarello neri, il neri dal voli. Ha le proprie bielche, Daria. Ecco, un po' glut. Lo bagnin un po'. Sì, così resta attaccato. E lo poi in li demusute. Ecco qua. Doi voi. Sì, doi, doi. Pronto. Beh, pronte la nostre rue. E come? Volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, miluc, par talian, mele, par inglese, apples, par francese, pom, frus, savezo ce ca son, iulops. Iulops, a son miluc salvadis che in chiarnie adoprin per fa il struc di miluc. A ciurciuvin disore, a ciurciuvin disora dan lis nolis, disotta dan iulops, 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 a ciurciuvin disot. Mandi vigli, c'è biele giornate che hai passate voi. Voi e passate a saludarmi in te chiasuta e Serena Martini, che è un'insegnante de scuole d'infanzia. E è venuta lì di me per contarmi la storia dal Miluc de Magne. È un Miluc magic che con la fantasia al voleva voilà. Ma puarin, lui non arrivava. Ma io l'ho aiutato con un ballonut. Insieme ho inchiantati de stianzonutis e ho anche costruito una rue con la ue. C'è che mi sono divertita. C'è quete che sono come... Mandi, vigli. Maman. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 vot 14 oppure a maman@tvstar.com. Gri, 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 sente fugli, va che arriva l'autunno, con le foglie dalle dam, mamma. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per crescius con plui lenghis.
Devo dire che noi siamo uno dei laboratori più famosi per lo studio del bilinguismo, ma non siamo l'unico, quindi la ricerca proviene da numerosi gruppi di studio, numerosi laboratori in tutto il mondo. I nostri studi hanno comprovato questi vantaggi linguistici e cognitivi del bilinguismo, quindi linguistici in termini di maggiore sensibilità nei confronti della struttura del linguaggio, cognitivi nel senso di una maggiore flessibilità mentale. Ieri va della giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in te che azzurre, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il mieldo gran furlan, lo sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, tut lui bieldo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan.